livello occasionale, non è necessario avere un'autorizzazione specifica. Quando si tratta invece di un'organizzazione di lavoro, allora è necessario che sia munito di autorizzazione. Ma il semplice accesso all'interno dell'area portuale è controllato? L'accesso è sempre controllato sotto il profilo doganale, perché il porto di Catania è un recinto doganale. Per fare un esempio, se io con un camioncino, con un camion cerco di entrare al porto, vengo controllato, ho bisogno di un pass, di un'autorizzazione particolare? No, bisogna distinguere i due momenti, cioè sotto il profilo dell'accesso in porto c'è una ordinanza della Capitaneria che disciplina l'accesso in porto, in particolare per i mezzi di trasporto, i mezzi di lavoro in effetti hanno l'accesso al porto perché sono necessari proprio per l'attività portuale. Però c'è comunque il controllo sotto il profilo doganale. In base quindi a quel registro delle autorizzazioni, Comandante, quali erano le ditte, se lei ricorda, che beneficiavano di queste autorizzazioni in merito ai trasporti? Purtroppo non posso essere esauriente perché proprio questa materia un po' l'ho trascurata negli ultimi tempi per dedicarmi ad altre attività più urgenti. Comunque che io sappia, allo stato attuale probabilmente non c'è forse nemmeno una ditta autorizzata. C'era una ditta che però nel 94 credo non ha avuto rinnovata l'autorizzazione perché c'era qualche risultanza sul casellario giudiziale, che è uno dei documenti che noi richiediamo oltre ai pareri della Guardia di Finanza e della Forza di Polizia. E Comandante, ricorda qual era la denominazione della ditta? Sinceramente no, questo, però insomma dagli atti del mio ufficio Comandante, ricorda se esisteva fra le ditte autorizzate la ditta Vinci Guerra? Ecco, probabilmente potrebbe essere questa, quella che non ha avuto rinnovata l'autorizzazione. Però, ecco, ripeto, io mi sono occupato direttamente, ho dato un controllo a queste cose alla fine del 94, poi diciamo non so la situazione attuale, c'ho un ufficio che la segue. Comandante, c'è un ufficiale che cura specificamente questo settore? È il capo dei servizi tecnici nostri, sì. Ce lo può indicare come? Certamente, il capitano di fregata Nappi, Salvatore Nappi. E da quanto tempo espleta questa attività specifica? Diciamo, dopo il mio arrivo, perché l'ho assegnato a quel servizio, adesso non ricordo esattamente, ma credo sarà stato luglio-agosto del 94. E Comandante, sa se chi si occupava in antecedenza di quel servizio? Credo, adesso il cognome non lo ricordo, un capitano che poi fu trasferito, adesso però non ne sono certo, esattamente non lo ricordo chi era un ufficiale che poi è stato trasferito, ecco, da allora ho messo la sostituzione. Comandante, a voi risulta fra le ditte che si occupano del settore dei trasporti all'interno del porto la ditta Grillo? Grillo è un nome che mi è stato fatto come qualcuno che opera con mezzi di trasporto in porto. Gli automezzi o i mezzi delle varie ditte che operano nel settore per stazionare all'interno del porto hanno bisogno di autorizzazioni specifiche? Infatti dovrebbero, noi abbiamo preteso che uscissero fuori tutti gli automezzi che erano parcheggiati nel porto, ce n'erano decine, e allora proprio su mia disposizione sono state fatte uscire dal porto. Oggi stanno dentro gli automezzi che operano, che hanno un'autorizzazione? No, ecco, questo qui ancora, siccome non è possibile
bloccare l'attività del porto, e allora vengono via via, di volta in volta, spesso vengono effettuati dei controlli proprio ai conducenti, eccetera. C'è del personale mio che si occupa di queste cose, e comunque in genere ci sono alcuni automezzi che sono a carattere saltuario, che vengono da altri paesi, eccetera, in genere dai ricevitori, e quindi di fatto col carattere della saltuarietà, insomma, non hanno autorizzazione specifica. Quindi, comandante, giusto per comprendere, per far comprendere anche alla Corte, se io disponessi di un automezzo, di un camion, e così avendo accesso al porto, provvedessi a scaricare le merci di una nave, il carico di una nave, potrei non essere controllato, comunque non essere noto come ditta che opera nel settore? Questo potrebbe avvenire, ma il controllo comunque avviene sempre sotto il profilo doganale. Certamente, può accadere. Ma voi nel momento in cui fate il controllo sotto il profilo doganale, verificate se la ditta, o comunque la ditta che opera il trasporto, beneficia di autorizzazione nel settore? Diciamo che il controllo doganale non lo facciamo noi, lo fa altra autorità di polizia. Comunque diciamo che noi in genere facciamo dei controlli proprio per verificare, almeno sotto il profilo del mezzo, se è in ordine, sotto il profilo della persona che guida, se è in ordine, e viene fatta anche l'identificazione in genere di chi guida. E quindi quando si opera il controllo doganale c'è sempre un ufficiale della Capitaneria che provvede? No, per il controllo doganale no, per il però diceva così in genere, diciamo, di polizia. Controllo generico, dicevo, proprio sul conducente, sul mezzo, se è in regola. Sì, era giusto per comprendere, perché poi sono io a non comprendere. Se quindi ho caricato la merce che proviene da una nave che è così ormeggiata al porto, subisco il controllo doganale, ma nello stesso tempo voi avete contezza che io ho trasportato quella merce? Voi come Capitaneria? Noi come Capitaneria no. A meno che non sia stato fatto un controllo specifico, è stato fermato quel camion, allora magari l'accertatore segna che trasportava, non so, un certo tipo di merce. Ho compreso. Le ditte che operano nel settore dei trasporti hanno delle sedi oppure degli appoggi logistici all'interno dell'area portuale? Che io sappia no. Però potrebbe, non mi risulta che abbiano una sede, cioè una sede operativa, non mi risulta che ci abbiano. Cioè è possibile che abbiano la disponibilità di capannoni, uffici e consimili all'interno dell'area portuale? Non mi risulta che ci siano delle concessioni per autotrasportatori, non mi risulta. Però ecco, potrebbe anche sfuggirmi qualcosa, ma non mi pare. Cioè dal suo insediamento non le risulta che esistano delle ditte siano state rilasciate concessioni a titolari di autotrasporti? Ritengo di no. E che qualcuno abbia la materiale disponibilità di depositi o capannoni all'interno dell'area portuale? Potrebbe anche essere, se c'è un appoggio di qualche altro concessionario, ma non mi risulta, cioè non ne sono a conoscenza. Ecco. Quindi per quanto riguarda le ditte che curano il settore dei trasporti, lei non è a conoscenza di concessioni rilasciate in tal senso? Ma per questo direi proprio non mi risulta che abbiano concessioni. Porto ci sono una sessantina di concessioni varie, però potrebbe anche sfuggirmi la destinazione, ma non mi pare di ricordare che ci sia qualcuno che abbia concessione in questo senso.
sa o comunque ha potuto verificare o ha compiuto dei controlli in merito ai mezzi utilizzati dalla ditta Grillo all'interno del porto? Dei controlli sono stati fatti, vari controlli, ma rientrano in un accertamento che ancora non è stato concluso. Lei sa se i mezzi della ditta Grillo sostassero all'interno del porto per un arco temporale considerevole? Guardi, su questo non riesco a darle risposte, perché parte degli accertamenti non ne sono nemmeno a conoscenza. Cioè, conosco l'andamento delle cose, però in questo, cioè ancora non essendo stati conclusi gli accertamenti, non ho visto tutta la pratica nel suo complesso. Sì, lo so. Comandante, comprendo che appunto lo Stato può non ricordare per il tipo di verifiche che sta compiendo. Volevo soltanto far rilevare che quando è stato sentito dal pubblico ministero in data 22 settembre 94, in merito alla domanda che le ho posto poc'anzi, aveva così dichiarato: in realtà i mezzi della ditta Grillo rimangono parcheggiati all'interno del porto, ma anche mezzi di altre ditte a volte rimangono parcheggiati all'interno del porto, anche se la quasi totalità dei mezzi che solitamente rimangono all'interno del porto sono quelli della ditta Grillo. Devo precisare però che i mezzi non sono intestati ai Grillo, ma ad operai della ditta stessa o a ex dipendenti o persone ad essi collegate. Ma di tutti questi mezzi, come mi riferisce appunto il personale dipendente, si occupa Grillo Antonino, e quindi posso presumere che nella realtà appartengono alla ditta Grillo. Che lei ricordi, ha compiuto ulteriori accertamenti al fine di verificare la riconducibilità degli automezzi alla ditta in questione? In quel senso non credo che sono stati compiuti altri accertamenti. Comandante, ricorda di aver riferito quanto testé le ho letto? Sì, certo, e lo ricordo, al dottor non occorre. Posso dire? Sì, ricordo di averlo riferito, certamente. Ovviamente mi baso su rapporti del mio personale. Certo, comandante. Ce n'è anche altri accertamenti, insomma, che... Sì, lo so. Ritornando un attimino indietro sull'argomento delle autorizzazioni per il trasporto, forse aveva risposto e io mi sono distratto. I criteri seguiti per la concessione delle autorizzazioni quali sono, al fine anche di renderli noti vista la specificità del settore, comandante? I criteri vengono istruite le pratiche sicuramente con la richiesta del casellario giudiziale, i pareri della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che opera all'interno del porto, e poi altra documentazione che si riferisce al certificato della Camera di Commercio per la ditta, e sicuramente si chiede poi la certificazione antimafia. Nel momento in cui si richiede l'autorizzazione, la ditta è tenuta a specificare i mezzi di cui dispone che devono operare all'interno dell'area portuale? Dovrà specificarlo per le autorizzazioni, perché proprio è oggetto di una direttiva specifica che ho dato al mio ufficio, che devono essere indicati tutti i mezzi addetti a quel servizio. In precedenza, comandante, questa direttiva esisteva? Non le so rispondere. In esito alla direttiva da lei data, per l'individuazione dell'automezzo, quali segni devono essere indicati all'automezzo? Beh, certamente la targa, e probabilmente sarà acquisito anche
qualche altra documentazione rispetto al motore, ma ancora non mi pare che siano state rilasciate autorizzazioni. E in merito al personale dipendente della ditta voi fate delle richieste specifiche, nel senso la ditta deve anche indicare gli autisti di cui dispone come personale dipendente o si limita alla indicazione degli automezzi? Come direttiva per la verità questa non l'ho data, ma ritengo che indirettamente poi possa essere fatto questo controllo all'atto della richiesta eventuale di accesso in porto con autovettura privata, però ecco, non mi pare non mi ricordo di averla data. Nel momento in cui viene rilasciata l'autorizzazione, automaticamente si è autorizzati al pass per l'accesso? Certamente. Cioè quell'autorizzazione vale anche come pass per l'accesso? Per il mezzo incluso nell'autorizzazione, certo. E nel momento in cui il mezzo si presenta all'ingresso dell'area portuale, deve esibire, laddove non dovesse essere conosciuto appunto il mezzo e la persona, l'autista che è alla guida dello stesso, deve esibire l'autorizzazione? In proseguo ritengo che sarà fatto proprio un contrassegno per agevolare il tipo di l'ingresso. In precedenza, comandante, sa cosa avveniva, come avveniva questo? L'autorizzazione era sempre richiesta, evidentemente, ma per l'accesso dei veicoli che avevano già autorizzazione veniva fatto un ulteriore controllo al momento dell'ingresso all'area portuale? Non so, non credo però, non credo. Ho finito il momento. Ci sono domande per il test? Possiamo licenziare il test? Solo un'ultima cosa, chi era il comandante? Presidente, scusi, c'è opposizione, lei ha chiesto se c'era controesame, non c'è controesame, non vedo come si possa fare un riesame. Il pubblico ministero può proseguire, prego. Presidente, le dispiace motivare questa decisione, in modo che per il futuro io non la rifaccio? Mi dispiace proprio. Il pubblico Solo ministero una può cosa, proseguire. chi era il comandante precedente dell'area portuale? Il capitano di vascello Trovato. Grazie comandante. Ci sono domande di controesame? Può andare, grazie. Test successivo? Presidente, dobbiamo iniziare anche per sapere un po' i programmi. Fino alle 15. Sino alle 15? Sì. Il maresciallo Rizzo mi pare che sia. Come si chiama? Coco, Rizzo. Il maresciallo della Guardia di Finanza comunque. È stato chiamato il test? Sì, credo che... sono due. Mi scusi, iniziamo col maresciallo Coco, non fosse altro perché l'abbiamo fatto attendere... Ecco, sì. No, mi scusi, il maresciallo che era venuto più volte e non era Rizzo. Allora iniziamo con Rizzo. Scusi, per... Si accomoda. Dobbiamo acquisire.
Le generalità, maresciallo, nome, cognome per il verbale, luogo e data di nascita e il grado e l'ufficio di appartenenza. Sì. Maresciallo aiutante Rizzo Giuseppe della Guardia di Finanza, in pensione. Nato il 28/11/37. Dove? Valentini. Va bene, pubblico ministero. Maresciallo, lei dove presta servizio? Prestavo servizio al nucleo di polizia tributaria fino al 1° di dicembre. Dal 2 dicembre sono in pensione. Non ho capito. Dovrebbe leggere la dichiarazione di assunzione di responsabilità. Ringraziamo. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Quindi, Maresciallo, stava dicendo che lei ha prestato servizio presso il comando nucleo della Polizia Tributaria di Catania. Sì. Le chiedo se nell'ambito delle funzioni esercitate si è mai occupato di indagini relative ai supermercati Super S. Sì, e nell'anno 1992, se ricordo bene, a settembre, mi pare che fu, ricevette l'incarico dal mio comandante di eseguire una verifica fiscale al supermercato Super S. Ricorda innanzitutto se tra la documentazione rinvenuta all'interno della Super S vi sia stata qualche pratica fideiussoria? Sì, trovammo tra la documentazione una bozza di richiesta di fideiussione che però non so se è andata in porto, perché mi pare che la richiesta era stata fatta nel mese di agosto e noi abbiamo iniziato la verifica a settembre. Ecco, sì, c'era una richiesta fideiussoria, però i nominativi chiaramente non me li ricordo, chi erano i fideiussori, per 700 rotti milioni. Ricorda chi fossero questi fideiussori? Non li ricordo. Presidente, possiamo autorizzare, lei ha svolto queste indagini, dico la CNR del 5 novembre 1992, Sì. A firma del Comandante Di Tommasi? ecco, Sì. dico, le indagini relative sono state svolte da lei? Sì, l'abbiamo fatte io e il maresciallo Coco. Quindi può prenderne visione, sì. Chiedo scusa, devo focalizzare la questione della fideiussione? Sì.
Maresciallo, a pagina 10 della CNR del 5 novembre 92. Io lo cercavo prima, grazie. Sì, in effetti abbiamo trovato appunto questo documento dove c'erano i nominativi di Minniti. Quale documento, Maresciallo, per chiarirlo? Hanno trovato una bozza di fideiussione. Ricorda l'istituto di credito presso la quale... Era se ricordo era il Banco di Siracusa? Banca di Credito Popolare, sì. Ecco, chi erano i fideiussori? E questi sono riportati qua. Minniti Giuseppe, Baldanza Roberto, Carastro Antonio e Mainenti Patrizia. Sono stati svolti accertamenti per... No, ripeto dottore, perché siccome abbiamo iniziato l'accertamento a settembre, non c'era il tempo materiale per poter... Insomma, l'abbiamo tralasciato anche perché abbiamo trovato, se ricordo bene, un telegramma della banca, una copia di un telegramma della banca che diceva appunto, sollecitava la questione, per cui l'abbiamo trascurato. Sì, dico, accertamenti sui nominativi, quali tipi di collegamenti vi fossero, familiari o comunque di affari? No, non ricordo di averli fatti. Io invito il Maresciallo a guardare gli atti a sua firma, o quantomeno per le indagini che lei ha condotto. Sì. Dico, nella CNR si fa un riferimento a questo tipo di accertamenti? Per quanto riguarda questi nominativi, dice lei? Per quanto riguarda questi nominativi? Abbiamo messo che per pratica e fideiussione con la Banca di Credito Popolare, Agenzia di Catania. Sì, chi sono questi nominativi? Questi nominativi che lei ha indicato, che rapporto di parentela hanno con gli imputati di questo processo? Questo abbiamo detto che Minniti Giuseppe, che è nato a Catania il 9 giugno del 39, è residente in San Giovanni La Punta, è il cognato di Santa Paola Benedetto. Che Baldanza Roberto Carmelo, nato a Catania il 25 luglio 55, residente in San Giovanni La Punta, è il nipote della moglie di Santa Paola Benedetto. Che Carastro Antonio, nato a Bronte il 20 gennaio 59, residente in Catania, socio della Super S Supermercati. Che Mainenti Patrizia, nata a Giarre nel 55, è moglie di Carastro Antonio. Che questo? Sono stati fatti accertamenti per poter desumere la provenienza della merce che è stata controllata all'interno del supermercato? Sì, quando abbiamo iniziato la verifica è stato fatto prima un monte merci per vedere le giacenze esistenti al momento dell'intervento. È stato quantificata tutta la merce, sono passati diversi giorni, sia per esistente presso il supermercato che presso un altro deposito che era poco distante dal supermercato. Abbiamo quantificato, ripeto, tutta la merce esistente per poi svilupparla attraverso la documentazione e vedere se era tutta merce che proveniva dalle fatture o meno, anche perché c'era quel fatto lì che era stato trovato un camion che stavano scaricando. Parli forte, Maresciallo.
abbiamo attenzionato la questione anche sul fatto, ripeto, che era stato fermato dai carabinieri un camion che stava scaricando merce che non era di lecita provenienza. Poi abbiamo anche confrontato la merce che c'era con una giacenza fatta dalla società il mese prima che arrivassimo noi, una giacenza contabile. Abbiamo confrontato e c'erano delle discordanze, perché considerando la merce che portavano il mese precedente più gli acquisti fatte durante il mese, diciamo, c'è stata una certa discordanza, c'era della merce in più. È in grado di fare delle semplificazioni per dar conto della provenienza illecita di determinati prodotti che erano stati Noi andammo anche ad Aci Sant'Antonio presso l'Aligros che aveva denunciato un furto di un camion, per vedere se merce dell'Aligros era anche lì. Abbiamo visto che tra il carico e lo scarico c'era appunto una certa differenza che non era giustificata, suffragata da acquisti normali. È stato fatto anche un verbale di constatazione in merito a violazioni di carattere tributario? Sì. E quale tipo di violazioni sono state accertate? Noi, se ricordo bene, abbiamo addebitato, facendo appunto i nostri conteggi, una media di 600-700 milioni l'anno di differenza fra il dichiarato e il constatato. E cioè? Mentre la società, non so, che aveva dichiarato perché il controllo si è limitato agli anni dal 90-91 e il 92 fino a luglio. Allora, ad esempio, se la società nell'anno 90 aveva dichiarato, non so, 1 miliardo, noi facendo il carico e scarico degli acquisti più la maggiorazione, meno le vendite, doveva avere tanto in magazzino, e quindi si quantificava la merce che c'era in più, che non risultava nei ricavi. Ecco perché annualmente poi veniva fuori quella differenza che si aggirava sulle 600-700 milioni. Sono stati fatti accertamenti sui movimenti bancari sia sì, della Superesse sia sui conti personali del Caponnetto e sì, del dottor Musumeci? Sì, abbiamo fatto gli accertamenti bancari sui conti correnti del signor Caponnetto e del dottor Musumeci e c'erano o risultavano versamenti continui sia in contanti che con assegni nei propri conti correnti. E riesce a quantificare questi versamenti grosso modo? Da qualche parte l'abbiamo scritto, sarebbe stato opportuno so che ce lo dicesse qua. lei. Se questo no, forse nell'altro rapporto. No, qui non c'è. Eccolo qua. Dunque, sul conto corrente numero 4812-681 della Banca Commerciale Italiana, intestato a Musumeci Francesco, abbiamo trovato versamenti tutti in contanti per 127 milioni nel 91. Anzi, non te lo faccio dare.
Nel 92, è un'altra questione, per quanto riguarda invece... Parli più forte, maresciallo. Sempre per l'anno 91, nel conto corrente 1520 della Banca Sicola intestato a Caponnetto Anastasio, abbiamo trovato versamenti tutti in contanti di 252 milioni e 700 mila lire. Nel conto corrente sempre intestato a Caponnetto Anastasio, numero 5631-411 della Banca Commerciale Italiana, abbiamo trovato versamenti per 200 milioni e 800 mila lire. È stato accertato che il Caponnetto abbia fatto uso di conto correnti intestati al Sì. Musumeci? Sì. Il dottor Musumeci in un SIT ci ha dichiarato di aver ceduto Chiarisca cosa significa SIT, perché altrimenti... sommario informazione testimoniale, delle domande che abbiamo fatto al dottor Musumeci in sede di verifica. E ci ha dichiarato che in un determinato periodo ha dato un blocchetto da uno o due blocchetti d'assegno, adesso non ricordo, al signor Caponnetto, il quale in un certo periodo non aveva la disponibilità degli assegni della Super S perché la banca aveva detto che non gliel'aveva dati. Per cui pregò il dottor Musumeci di dargli questi assegni e il dottor Musumeci gliel'ha firmati appunto per poter pagare i fornitori della Super S. Stiamo parlando di un Musumeci imputato? Sì. E sta parlando di dichiarazioni? Dichiarazioni rese però all'epoca in qualità di persona informata sui fatti. Ovviamente dico poi la Corte... Questo. Sulla utilizzazione poi si vedrà. Maresciallo, ricorda se sono stati rinvenuti nell'ambito della documentazione sequestrata o comunque acquisita elementi che collegassero il supermercato con la famiglia Ercolano? Sì, abbiamo trovato qualcosa, degli appunti così informali, ora non ricordo se erano dei sospesi di cassa. Lei ha la CNR? Questo qua? 5 novembre 92. Dunque, per quanto riguarda appunto Ercolano, abbiamo messo che Ercolano Maria, presumibilmente nipote di Santa Paola Benedetto, nata a Catania il 16 febbraio del 59, Mangion Francesca, nata a Catania il 27/10/66, figlia di Mangion Francesco, nato a Catania nel 1937. Poi abbiamo per la creazione del Templium una ditta, Templium di Mangion Francesca, con sede in Tremestieri e Tinneo, via Magna Grecia numero 2C. E in questa occasione abbiamo trovato alcune delle fatture ricevute intestate al Templium di Maria Ercolano, ed esattamente la fattura 39 emessa il 9/12/91 dalla ditta Grafica e Luca di Marcello Sciuto nei confronti della Templium Maria. Poi la fattura numero 1 emessa il 15 gennaio 92 sempre dalla Grafica e Luca nei confronti della Templium, 2 ricevute di conto corrente postale eseguiti da Ercolano Maria in data 26/10/91
nei confronti della Camera di Commercio di Catania, una ricevuta di versamento del 20 gennaio 92 alla CIA di Catania effettuata da Ercolano Maria, 2 ricevute di versamento del 20 marzo 92 sempre alla Camera di Commercio effettuato da Templium di Mangion Francesca, un certificato camerale rilasciato in data 26 marzo 92 dalla ditta Templium di Mangion Francesca, una lettera del 25 giugno 92 intestata Grafi Service Advertising diretta dal dottor Caponnetto per promozione Templium Super S, una bozza di messaggio pubblicitario manoscritto dal Caponnetto Anastasio per la promozione di cui sopra, la fattura 63.159 emessa dalla SPI di Catania nel 91 nei confronti della Templium per iscrizione pubblicitaria sulla Sicilia e appunti manoscritti dal Caponnetto per spese generali alla Templium. Poi abbiamo ancora una busta intestata sospesi della signora Francesca. Sono stati rinvenuti 25 scontrini emessi con i registratori di casse della Super S per lire 3.413.560 lire. Allegato alla predetta busta è stata rinvenuta fotocopia di 2 ricevute di conto corrente postale effettuate in data 23/12/91 da Mangion Francesca. Poi abbiamo evidenziato che dall'agenda della Banca Commerciale Italiana dell'anno 92 tale signora Maria, noi abbiamo usato il condizionale presumibilmente Ercolano Maria, ha sistematicamente avuto contatti telefonici giornalieri, anche più volte al giorno, con il signor Caponnetto Anastasio. Tra i sospesi sono stati rinvenuti anche 4 scontrini fiscali per un totale di 1.010.000 lire emessi con il registratore di cassa della Super S. Parli più forte, maresciallo. Forse è troppo distante. Dunque, dicevo, sono stati trovati anche 4 scontrini fiscali per un importo complessivo di 1.010.000 lire emessi con il registratore di cassa della Super S, presumibilmente per la signora Carmelina, che presumibilmente si riferisce a Minniti Carmela Felicita, moglie di Santa Paola Benedetto. Poi abbiamo uno scontrino del 24 dicembre 89 per 406.800 lire, signor Teodoro, presumibilmente potrebbe essere Minniti Teodoro, cognato di Santa Paola. Ciò trova anche conferma dall'esame della suddetta agenda, dove risulta che Minniti Teodoro ha avuto più volte contatti telefonici con Caponnetto Anastasio. Poi abbiamo trovato fogli appunti e scontrini intestati al signor Aldo per lire 6.529.540, che presumibilmente si riferisce a Ercolano Aldo, nipote di Santa Paola. 2 scontrini per 1.900.000 lire allegati a fogli sui quali risulta scritto Filloramo, presumibilmente Filloramo Francesco, cognato di Santa Paola. 2 scontrini per lire 650.000 lire allegati a fogli su cui risulta scritto Fratantoni, presumibilmente l'assessore del comune di Catania. Poi abbiamo per quanto riguarda quei nominativi che lei ci aveva segnalato, cioè esattamente Galea Eugenio, è stato rinvenuto uno scontrino fiscale emesso il 20 dicembre dell'89 per 2.542.500 e per Tomaselli Giuseppe risulta una fotocopia riportante 4 indirizzi, nonché aver avuto contatti telefonici col Caponnetto Anastasio, come risulta dal più volte richiamata agenda. Poi c'era Landi Giuseppe, che ha avuto contatti telefonici con Caponnetto, così come evidenziato nell'agenda stessa. La Sofitalia di Viale Vittorio Veneto. Sono state rinvenute 4 fotocopie di assegni bancari a firma di Caponnetto Anastasio, emesse a favore della Sofitalia, tratti dal conto corrente della Super S, acceso presso la Banca Commerciale Italiana.
e un biglietto da visita della Sofitalia dove risulta fissato un appuntamento per sabato 20 aprile 91 col dottor Caponnetto Anastasio. Lei ricorda se nell'ambito delle perquisizioni effettuate all'interno della Super S sono stati rinvenuti, è stata rinvenuta documentazione relativa alla Beton Conter? Mi pare di sì. È in grado di precisare? Questo nome non mi è nuovo, diciamo, come Beton Conter nella verifica che abbiamo fatto. Non è in grado di precisare di che cosa si trattava? Dovrei vedere gli atti, dottore, non ho... Lei ricorda se venne effettuato anche un accesso domiciliare nei confronti del signor Minniti Teodoro, amministratore unico della Boscam con sede in Mister Bianco? Forse lei si riferisce a quel Minniti in cui un'altra pattuglia del nucleo effettuò una verifica fiscale e trovò una ricevuta di pagamento per della merce che era stata acquistata all'estero pagata con il conto corrente di Caponnetto. Ecco, ma sa indicare di che cosa si trattasse in particolare? Non me lo ricordo. Ricordo che un'altra pattuglia ci dette questa ricevuta qua per collegarla appunto col servizio che stavamo facendo. Maresciallo, io le mostrerò una carpetta contenente documentazione che è stata allegata tra gli atti irripetibili, trattandosi appunto di documentazione sequestrata, una carpetta intestata alla Beton Conter e le chiediamo di chiarire, si tratta di fatture, ma di chiarirne appunto il contenuto alla Corte. Silenzio! Signori, ancora un po' di pazienza. Della Beton Conter nell'anno 90, esattamente il 28 dicembre, per acquisto di 36 bottiglie di champagne Brut Premier e 12 bottiglie di champagne Clichot per 1.519.000 lire. Questa è una fattura 32. Poi c'è un appunto qua che francamente non è che mi ricordo tanto. Deve parlare forte, Maresciallo, perché sì, no, questo appunto qua dico, non è che mi ricordo tanto. E sulla Beton Conter non avete fatto, lei non ricorda la Beton Conter a chi è riconducibile sul piano societario? No, non abbiamo fatti questi accertamenti. Non ho altre domande, Presidente. Ci sono domande per il testo? Sì, una domanda. Maresciallo, mi scusi, lei poco fa ha parlato di un conto corrente intestato alla Super S. Che numero di conto corrente? Che tipo? Come identifichiamo questo conto corrente?
forse era nell'altro rapporto, qui non ce l'ho. Ma comunque il conto corrente della Super S era uno solo, non è che... Io non so quale sia, desidero sapere su quale banca era e che numero aveva. Non glielo so dire perché non è che posso ricordarmi il numero del conto corrente della Super S. Lei poco fa ha fatto riferimento a questo conto? Sì, ma perché l'ho trovato nell'altro rapporto che abbiamo fatto. Chiaramente per noi era superfluo indicare di nuovo il conto, non lo so, forse è stata una mancanza nostra, non lo so, non le so rispondere. È arrivato il numero. Dico, sospendiamo l'udienza, non lo so, dite voi a questo punto. Finiamo il test, Presidente, forse diamo la possibilità. Finiamo il test, finiamo nel senso finiamo l'esame. Non trovo dove abbiamo indicato il numero di conto corrente della Super S, avvocato, mi dispiace, abbiamo messo qui i numeri di conto corrente del Caponnetto e del Musumeci, ma non lo trovo. Va bene, andiamo avanti. Comunque devo operare una contestazione perché nel processo verbale di constatazione del 22 febbraio 93 a sua firma al foglio 26 io leggo: circa il contenuto della rubrica intestata Caponnetto Banca Commerciale, conto corrente numero 5631-411/01/94, deve trattarsi sicuramente del conto corrente personale del signor Caponnetto e quindi non si tratta del conto corrente della Super S. Ma lei si sta riferendo a quei versamenti che abbiamo trovato? Io mi sto riferendo a quanto ha indicato lei al foglio 26 del verbale di constatazione di quella data che ho detto, 22 febbraio 93. Ma lei, maresciallo, ce l'ha davanti quest'atto qua? Ha davanti quest'atto cui si pare... allora glielo faccia avere al maresciallo, così ne prende visione e può darle una risposta, se è una risposta che lei cerca. Se non cerca risposta allora ci fermiamo qui sa, una domanda si può fare comunque. La domanda si fa che poi la risposta non arriva. Dunque, qui è una risposta che ci ha dato il dottor Musumeci e citiamo testualmente, fra virgolette: circa il contenuto della rubrica intestata Caponnetto Banca Commerciale conto corrente 56 31 411.
Deve trattarsi sicuramente del conto corrente personale del signor Caponnetto, non sono stato io a dirlo. Mi scusi, c'è opposizione, si pone il problema precedente, sta riferendo in base a delle dichiarazioni. Sta dando una risposta a una domanda, la deve dare sì, una domanda, riferito... mi scusi, rigetto l'opposizione. Così. Sì, ma quello è un discorso di utilizzabilità ai fini della decisione. Mi scusi, Scusate, Presidente, è virgolettato anche nella relazione. Non so come altro potrebbe rispondere il teste alla domanda di un difensore. Ha detto che si è trattato, ha preso questa notizia da una dichiarazione dell'imputato Musumeci. Basta. E la sta leggendo. Arrivato a questo punto è esonerato dal resto. Sì, al momento. Quindi ci sono altre domande per il teste? Sì, c'era una sola domanda, maresciallo. Lei poco fa ha parlato di assegni che il Musumeci avrebbe prestato al Caponnetto per favorirlo nel momento in cui la banca aveva bloccato appunto questo conto, e ha detto assegni che a dire del Musumeci fossero stati poi utilizzati per pagare i fornitori. Avete poi potuto accertare che in questo movimento appunto tra i conto correnti del Caponnetto e il Musumeci il Caponnetto avesse restituito queste somme prestate dal Musumeci? No, questo non l'abbiamo potuto accertare, anche perché il signor Caponnetto all'epoca del controllo non era libero. Ho capito, va bene. Quindi abbiamo però accertato un'altra cosa, che siamo andati in banca, se ricordo bene era la Comit, e il preposto ci disse che davano sempre gli assegni necessari per poter andare avanti, che non c'era stato un diniego. Va bene, niente, ha già risposto alla domanda che io le avevo posto, grazie. Sì. Chi era l'imputato che voleva la parola? Scusi Presidente. Aspettiamo la fine del controesame. No, io posso anche no, per l'ordine dei lavori preferisco esaurire il controesame. Maresciallo, lei ha riferito della esistenza di uno scontrino datato 20 dicembre 1989 sul quale era annotato il nome Galea Eugenio. Galea Eugenio. Sì. Avete accertato se il Galea fosse o meno un cliente abituale del supermercato? Avete svolto atti di indagine relativamente alla persona del Galea Eugenio? No, noi ci siamo limitati a leggere le carte che abbiamo trovato. Allora, avete soltanto constatato la presenza di questo scontrino, nient'altro? Nessun'altra domanda, grazie. Sì. Musumeci è difeso dall'avvocato Arcifa. Sì, dico, se deve fare delle dichiarazioni, non so se le dichiarazioni, bisogna che lo contattiate, perché se riguarda l'oggetto del controesame la domanda la dovete fare voi al teste. Se si tratta di dichiarazioni, invece in dichiarazioni che l'imputato intende fare in esito all'esame del test, le può fare indipendentemente dal vostro intervento. Avvocato Strano? Maresciallo, ascolti le domande all'avvocato Strano, là in fondo. Senta, lei poco fa ha riferito di aver trovato degli appunti recanti delle cifre e ha detto presumibilmente, ha parlato della signora Santa Paola, poi presumibilmente eccetera. Tutti questi presumibilmente sono rimasti sul piano di ipotesi o avete fatto degli accertamenti? No, non abbiamo fatto accertamenti, ma abbiamo attenzionato, siccome era un controllo particolare, ci era stato detto che doveva essere un controllo particolare, per cui abbiamo attenzionato un po' l'attenzione su certi nominativi e abbiamo usato il condizionale, perché non avevamo, dove eravamo certi abbiamo messo il nome e cognome, dove non c'era altro appiglio abbiamo detto presumibilmente. Quindi nel corso di questo controllo voi dovete cercare se c'erano elementi che portassero ai nominativi che lei ha indicato prima? No, ai fini fiscali non ci interessava. E allora qual è l'indicazione che lei aveva ricevuto? Non l'ho capito io, forse lei è stato chiaro, ma io non l'ho capito. Un momento. Ah,
sì. Per il verbale. Sì, no, non avevo capito. Dico, lei allora, scusi, mi ha parlato poco fa di disposizione o indicazione, insomma, qualcosa del genere. Che significava? Che significato ha dato a questa parola? Io dalla risposta non ho capito. Data la natura... Lei ha detto, scusi se l'interrompo, ha detto dovevamo attenzionare alcuni nominativi. Ha detto questo? No, alcuni nominativi nel senso di sapere, cercare di poter rilevare dal controllo della documentazione se c'erano nominativi particolari, diciamo. Questi nominativi le erano stati indicati oppure no? No, per carità. Allora scusi, quando lei trova signora Carmelina, perché dice presumibilmente la moglie di Santa Paola? È l'unica signora Carmelina o Carmela che esistesse come cliente? Non lo metto, per carità. Lei l'ha detto però. Sì, ma infatti abbiamo usato il condizionale per dire potrebbe essere, ma non è. Scusi, certo di essere. No, lei poco fa ha detto, la risposta è lì, noi dovevamo attenzionare alcuni nominativi secondo le indicazioni che avevamo avuto. Allora, da chi ha avuto queste indicazioni? Prima domanda. Le indicazioni sono state date dal comandante, è chiaro, cioè il comandante che questa non era una verifica normale, era una verifica un po' particolare perché c'erano quegli elementi là per quanto riguarda appunto il furto della merce e tutto quanto qua. Cercare di capire com'era la storia. Continuo a non essere soddisfatto da questa risposta. Lei mi deve dire che indicazioni, ha avuto indicazioni nominative, cioè cercate se c'è il nome dell'avvocato strano fra i clienti o fra i soci o fra i garanti, per esempio, faccio un esempio. Non in particolare, ma nel complesso se c'erano nomi agganciati ai famosi nomi che ci sono famosi, ai nomi che si conoscono. Scusi, lei si è mai occupato di indagini di criminalità organizzata o faceva solo delle constatazioni, faceva solo delle indagini fiscali? Solo indagini fiscali. Bene, allora questi famosi nomi non le possono risultare dalla sua attività, le devono risultare da qualcosa, o da indicazioni che lei ha avuto, o da voci correnti. Mi dica lei. No, io i nomi chiaramente li conosco da quale cittadino, dai giornali, quindi così, da voci correnti. Così. Lei non ha avuto quindi indicazione nel senso di cercare nominativi per esempio legati al signor Santa Paola? Non in particolare, sì non in particolare. E in generale? Niente, così, vedere se c'erano agganci con nominativi così, che ricorrono. Bene, lei ha avuto queste disposizioni. Allora, con quali nominativi lei doveva cercare agganci? Agganci, non mi ricordo nemmeno chi è questo. Presidente, lei ha detto che dovete cercare agganci con alcuni nominativi. Mi dica con quali nominativi. Volevo far rilevare all'avvocato che il teste ha già riferito che è stata trovata una pratica fideiussoria con determinati nominativi, quindi sì. Una pratica di fideiussione. Scusi Presidente, questo sta rispondendo al posto del teste. Mi pare che non sia consentito. Non sto rispondendo al posto del teste, avvocato. Dottore Bertone, prego l'avvocato Strano di proseguire con il controesame. Prosegua. E allora la domanda gliela ripropongo. Lei ha detto dovevamo cercare agganci con alcuni nominativi che ci erano stati indicati. Quali erano questi nominativi? Effettivamente questi nominativi sono venuti fuori anche appunto come diceva. Ecco, ha visto che è stato un suggerimento, forse involontario, anzi certamente involontario. Aveva già risposto. I verbali, in quanto possono essere utili ai fini della decisione, vengono letti e le risposte del teste vengono messe in relazione l'una con l'altra, quindi non c'è materia di querella particolare. Benissimo. Allora può continuare a rispondere, per favore. Mi scusi per l'interruzione, risponda. No, per carità, il discorso è che appunto avendo trovato questi nominativi che avevano prestato che erano intenzionati a prestare fideiussione a questa società, c'era stato detto di attenzionare di più la questione su questi nominativi. In questi nominativi c'erano quelli della signora Santa Paola? No, non c'erano. Però lei... nel complesso, ripeto, noi dove eravamo certi abbiamo messo nome e cognome, dove non c'era
c'erano elementi certi, allora ho usato il condizionale dicendo che potrebbe trattarsi. Comunque diciamo allora che l'indicazione, sia pure generica o in linea generale, veda lei, era finalizzata ad acquisire elementi nei confronti di parenti del signor Santapaola, o sbaglio? È una interpretazione mia sbagliata? No, ma non solo nei confronti del signor Santapaola, per carità. Diciamo anche? Diciamo anche, certo. Va bene, grazie. Altri interventi? L'intervento? No, mi riferivo all'avvocatessa Dionisi per l'intervento. No, abbiamo chiarito, era una specificazione insita già nelle risposte. Sì. Prego, avvocato Calì. Durante la verifica tributaria che voi avete condotto e relativamente agli scontrini fiscali con la dicitura sospeso, oltre a quelli che sono stati oggi indicati, ne avete riscontrato altri? Di sospesi? Scontrini fiscali sospesi. Penso di no, non mi ricordo. Il maggiore De Tommasi, oggi colonnello De Tommasi, all'udienza del 5 dicembre ha indicato come elemento di indagine, quindi durante la istruzione dibattimentale ho confermato la esistenza di tanti altri scontrini sui quali poi non è stato approfondito. Io, avvocato, la pregherei di citare il verbale, di non citare a memoria. No, ma io, scusi, pubblico ministero, pregherei l'avvocato di proseguire. Ripeto, c'è bisogno di ulteriori accertamenti. Sì, ripeto che in quella circostanza, quindi durante l'istruzione dibattimentale, il suo comandante ha riferito che furono rinvenuti numerosi altri scontrini fiscali. Io desidero sapere se in relazione a tale circostanza lei ricorda che furono per l'appunto rinvenuti numerosi altri scontrini fiscali e se avete condotto indagini o meno sul punto. Ma sempre per gli stessi nominativi o per altre persone? No, anche per altri nominativi. Non ricordo, francamente. Non ricorda. Va bene, non ho altre domande, grazie. Possiamo licenziare il test? Può andare, maresciallo. L'imputato Musumeci deve fare dichiarazioni? No. Va bene, allora ci aggiorniamo alle ore 16. Presidente, ci possiamo conoscere avvisi i testimoni? Il nome dei testimoni che rimangono per oggi? Vediamo, è scritto nel verbale, no? Chi sono i testi ancora da sentire? Dei testi della D'Agata. No, sempre di questo. Quelli oltre? di questo. Stasera che c'è? Sempre associazione. Sempre associazione. Perfetto. Non vedo, non vedo. D'Agata Mario, Marletta Giuseppe, Magliarisi Angelo, Vinciguerra Giuseppe e il maresciallo Coco Francesco. A più tardi.